Ho trovato mia madre e mio padre legati mani e piedi, e legati assieme, e tutto sottosopra. Ancora sotto shock, Simone Scacco racconta la notte di terrore vissuta dai suoi genitori, il noto imprenditore Giuseppe, fondatore di un grande caseificio, e la moglie Ariella, 73 anni lui, 70 lei. Ieri sera, poco dopo mezzanotte, si sono ritrovati in camera da letto due banditi. I due, che parlavano con accento dell'est europeo, i volti coperti da passamontagna, avevano avvelenato i cani in giardino, sfondato in pochi secondi la porta d'ingresso e hanno affrontato la coppia a pistola spianata, minacciandola senza mezzi termini. Se rimanete fermi e non muovetevi, se no vi sparo, e punto e basta. Dove è la cassaforte? Non abbiamo la cassaforte, quel poco che abbiamo ce l'avevano là con loro e basta. Poi, finalmente, se ne vanno. Fuori non lasceranno tracce di auto o altri mezzi, forse sono arrivati fin lì a piedi dai campi. Dopo un po' la donna riesce a liberarsi quel che basta per chiamare, disperata, il figlio. Alle 2 sono stato svegliato da una telefonata sul telefono di mia moglie e ho sentito mia madre urlare, i ladri, mi sono vestito e sono corso a casa. Vede la porta spalancata, poi sale dai genitori, li libera, chiama i carabinieri. Mamma Ariella viene portata all'ospedale, la trattengono in osservazione con qualche abrasione a polsi e caviglie e tanta paura. Mia madre urlava e mio padre era abbastanza tranquillo, visibilmente erano molto scossi. Lei ha dovuto essere un po' assistita in ospedale, se non sbaglio. Sì, l'hanno portata in ospedale per un controllo e perché aveva la pressione che era schizzata alle stelle. Scattano le indagini dei carabinieri sulle tracce dei banditi. La notte è insonne, ma oggi, in questo che è uno dei più grandi caseifici del Veneto, specializzato in prodotti di bufala, sono tutti al lavoro, quasi come sempre. A parte la paura stanno tutti bene, compresi i cani, un San Bernardo e due piccoli, a loro volta soccorsi e salvati dalle cure del veterinario.